Ci troviamo all'esterno del comando della Polizia Locale di Via Girardini a Udine, dove oggi sono cominciate le attività di addestramento per 64 agenti che avranno modo di familiarizzare proprio a partire da oggi e fino a settembre con due nuovi strumenti a loro disposizione, ovvero il manganello estensibile e il capsicum, ovvero lo spray al peperoncino, strumenti di autodifesa che permetteranno agli agenti del comandante Eros Del Longo di difendersi da eventuali attacchi. Questo in attesa dell'adozione del taser, il cui regolamento d'uso è stato approvato proprio nell'ultima seduta dal Consiglio Comunale. Comandante, in dotazione alla Polizia Locale di Udine arrivano due nuovi strumenti, ovvero lo spray al capsicum e il bastone estensibile. A cosa serviranno? Ma sono strumenti di autotutela che servono al personale per difendersi nei momenti in cui vengono aggrediti. Che tipo di strumentazione, che tipo di esercitazione soprattutto faranno gli agenti? Sicuramente c'è un'esercitazione teorica basata su quelli che sono i principi normativi su cui si fondano il porto di questi strumenti, dopodiché c'è l'esercitazione pratica per imparare ad utilizzarli al meglio. Assessore, nuovi strumenti a disposizione della Polizia Locale di Udine, a che cosa serviranno? Serviranno in particolare per garantire a questi lavoratori, questi ragazzi e queste ragazze, sicurezza nel loro lavoro. Sono degli strumenti di autodifesa che consentiranno loro di lavorare in maggiore serenità e con maggiore sicurezza. La Polizia Locale non è più il corpo dei vigili urbani, ha notevoli competenze, non si tratta solo quindi della gestione del traffico, delle contravvenzioni, ma ci sono competenze di ordine pubblico, di controllo del territorio, e penso in particolare agli orari serali in cui vengono a trovarsi con situazioni delicate. È molto importante quindi dotare questi lavoratori di strumenti che siano a tutela del loro lavoro. Ovviamente mai nessuno spera che la pistola o che altri strumenti di autodifesa vengano utilizzati, perché significa che non ci sono situazioni delicate. Queste però possono verificarsi, e quindi è molto importante dotare il corpo di strumenti che consentono agli agenti di lavorare in totale serenità.